Al telefono Gildo Turolla, grande musicista, grande amico, e anche a Gildo, come a tutti i nostri amici che sentiamo per telefono, la domanda di diritto. Ciao Gildo, come va? Grazie, ciao Leandro, soprattutto per il grande che non merito, però insomma dai, grande amico ci sta. Va bene a livello di salute, stiamo bene, chiaramente siamo un po' come tutto il resto del paese isolati in casa per motivo di prevenzione, quindi ci sta, se questo potrà servire per tutti, insomma, ecco. C'è un'immagine tua che stai suonando l'ocarina, poi dopo ne parliamo al volo, però io volevo naturalmente parlare di questa scuola di musica Eureka che Sì. è già attiva da un po' di anni, però da poco tempo è nella nuova sede. E quando riprenderà, cosa proporrai ai tuoi allievi? Beh, chiaramente noi abbiamo sospeso le attività in presenza a causa del coronavirus, e dopo pochi mesi, dall'inaugurazione della nuova sede, che ci ha dato tanta energia in più per fare molte cose, chiaramente gli incontri così in presenza, quindi con tante persone, per un po' non so quali saranno gli sviluppi, se sarà ancora possibile a breve farlo. Noi stiamo preparando i saggi di fine corso di quest'anno, insomma, che era per giugno, probabilmente potremo spostarli un po' avanti, e questo non sarà per forza negativo, potrebbe essere che coincidono con la fiera, per esempio, del paese, o con altri eventi di programmazione nel territorio, quindi insomma magari da cosa negativa che non diventi una cosa anche positiva, il prolungarsi, insomma concluderemo un po' più avanti, ecco, questa è l'intenzione. Nel frattempo abbiamo già organizzato delle lezioni online, perché molti insegnanti hanno la possibilità di farlo e lo stanno facendo già con buoni risultati, anche perché il 90% degli alunni ha aderito a questa cosa, quindi in un video, in uno schermo, certo non c'è il contatto umano, però ci sono tutti i consigli dell'insegnante che in videoconferenza continua a fare lezione stando a casa. Perfetto, bellissima idea, grande complimenti. Adesso ti faccio un'ultima domanda. Puoi Certo. scegliere che ti metto un video con un trio, te, Milena e Roman, oppure con le ocarine? Quale vuoi? Oddio, Infatti voglio. È una scelta difficilissima, perché sono due cose che mi stanno molto a cuore. Effettivamente le ocarine in questo momento hanno bisogno di visualizzazioni, perché abbiamo appena fatto un CD nuovo, eravamo pronti a programmare una serata per presentarlo con il quintetto di ocarine e pianoforte. Non abbiamo avuto il tempo di farlo a causa appunto di questo stop, però ce l'abbiamo pronto, è già stampato, ce l'ho in casa, non vedo l'ora di poterlo distribuire ai concerti, e nel frattempo magari lo caricherò online. Se tu mi fai questa cosa, lo promuovi già prima. Si chiama Notte di Gira, il CD, è fatto con il gruppo di ocarine, insomma, dei miei amici ocarinisti. Perfetto, la linea va e viene, poi tra l'altro abbiamo anche problemi di connessione con l'antenna sull'acquedotto a Taglio di Po. Allora Gildo, io ti ringrazio, facciamo così, oggi metto le ocarine e domani metto il trio, va bene? Questo è fantastico, se è possibile così è ottimo, non facciamo torto a nessuno, alla Bravo. musica mai. Ciao Gildo, è sempre un piacere sentirti. Grazie a te. Lunga vita alla Piacere musica. mio.